Verona Economia di nuovo in diretta, di nuovo con il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, ma cambiamo completamente scenario. Passiamo dalla Russia, dalla Crimea a Verona e a Verona tiene banco il tema dell'aeroporto Catullo. Abbiamo visto che i dati del turismo crescono per fortuna, però il Catullo sembra rimanere fermo al palo. Consigliere, prima di iniziare farei vedere un grafico che ha inviato, allegato a un comunicato stampa, la fonte è Asso Aeroporti, e qui vediamo alcuni numeri che riguardano i principali aeroporti del nord Italia. Vedete in alto a sinistra passeggeri a Verona nel 2011 3.385.000, un salto in avanti di 8 anni, 2019 3.638.000, quindi pre-pandemia, comunque non sono dati condizionati dall'emergenza Covid. Una crescita del 7% dal 2011 al 2019, altri aeroporti. Bologna è cresciuto del 60%, Bergamo del 65%, Venezia comunque del 35%, addirittura Treviso, che era un terzo di Verona nel 2011, ha raggiunto l'aeroporto Scaligero. Consigliere Valdegamberi, lei si è battuto tanto su questo tema. Perché secondo lei non c'è stata una crescita alla pari di altri aeroporti e abbiamo pagato uno scotto importante? Ma noi stiamo pagando intanto una cattiva gestione che prosegue da diverso tempo, ancora prima dell'ultima gestione nella quale è entrato a far parte Save. È una gestione che, pur mettendo Verona un bacino veramente fortunato dal punto di vista di utenza, più fortunato di tanti altri aeroporti, ma che si è fatto un po' alla volta sottrarre dalla crescita di tutti gli aeroporti che stanno attorno a noi e da una continua decadenza, progressiva decadenza, da una cattiva gestione da parte dell'aeroporto, da parte di chi l'ha gestito finora. E ancora anni fa io ero forse l'unica voce fuori dal coro, insieme a qualche altro come Dalmoro, qualcun altro aveva fatto lo stesso ragionamento, dove si diceva che noi dobbiamo puntare su un piano ambizioso e cercare un partner che non sia il nostro concorrente, perché è chiaro che se noi andiamo a cercarci a Milano o Venezia, questi aeroporti qua cercheranno di sottrarre a Verona, anzi bloccare Verona, farlo diventare quasi un territorio cuscinetto che non possa crescere, comunque evitare che il concorrente che sta dall'altra parte cresca. Noi dobbiamo metterci nel mezzo e spaccare, sbocciare le due cose. È stata fatta una scelta strategica sbagliata, volevano andare verso Venezia in maniera forzata, anche violando anche le norme di concorrenza della legge, e si è proprio fatto in modo di portare all'interno Venezia e Venezia con tante promesse senza un piano industriale, non c'era nessun piano di sviluppo, c'era il progetto Romeo che si sta facendo adesso neanche completo, a distanza di anni doveva essere fatto 5 anni fa, ma questo non è solo un investimento di carattere immobiliare, non c'è un piano di sviluppo strategico che porti a un aumento dei passeggeri, dei voli eccetera, non c'è una indicazione di cosa vogliamo fare dell'aeroporto di Montichiari collegato a Verona sul cargo e quant'altro, cioè così si vivacchia, si vende un po' di fumo negli occhi, si butta, ma nel frattempo i voli principali da Verona sono andati via. Anche i numeri che noi leggiamo sono ancora peggiori se vogliamo la qualità del traffico, perché è giusto fare numeri con voli a Tirana o che ne so in certi altri paesi, non è che portano il traffico ricco, mancano quelli per Parigi, mancano i voli per Londra, mancano i voli cioè veramente c'è con Madrid, mancano i voli principali dove arriva anche l'utenza tra virgolette più ricca, quella che spende, ecco, quindi è un aeroporto così vediamo questa immagine proprio, questa 12 ottobre 2021, questo è il programma giornaliero di partenze dall'aeroporto Catullo di Verona, insomma sono 8 voli. 8 voli, se pensiamo che quella foto lì l'ha fatta un utente che doveva andare a Catania, ha preso la mattina, mi ha fatto la foto di Verona, arriva a Catania e fa l'arrivi di Catania. Con gli 8 voli lì corrispondono circa a neanche 2 ore di traffico di Catania. Da Catania solo nella mattinata c'erano stati una 25-30 voli, solo la mattina. Voglio dire che di cosa parliamo? E la cosa che dà un po' fastidio è che qui nessuno è responsabile, si dice responsabile di questo, anzi abbiamo che il mondo dell'economia veronese, rappresentato dalle Camere di Commercio, e qui mi va proprio di dirlo, che non appena io ho fatto questo comunicato dicendo guardate che così non può andare, il giorno dopo c'erano paginate intere di comunicati che dicevano siamo bravi, siamo i migliori, stiamo migliorando eccetera. Se il miglioramento è arrivare a 2 ore di Catania del traffico di Verona, io credo, insomma, lascio i telespettatori e gli ascoltatori a trarne le conclusioni.
Ecco, perché tutto questo? Perché si è sbagliata la strategia. Ora, cos'è che chiedo? Chiedo che i soci, che tra l'altro anche sta fatta una clausola capestro nello statuto, oggi non si può far entrare nessun nuovo socio. Se noi ci volessimo cercare un nuovo socio, bisogna avere l'assenso di altri due, dei pubblici e privati. Quindi di fatto dobbiamo avere più del 60%. Quindi di fatto Save, che è il socio privato che doveva fare gli investimenti, doveva fare il piano industriale, che non ha fatto nulla, che ci ha portato via solo voli da Verona, oggi per statuto l'abbiamo messo in condizioni da condizionare qualunque altra eventuale entrata di altri. Questa è la foto, diceva, di Catania, vediamo dalle 8:10 del mattino, è un po' piccolina, ma comunque alle 12:40 sempre del mattino, insomma vedete che i voli sono 3, 6, 9, 12, 15, una ventina soltanto nella parte mattutina. Diceva probabilmente è mancato il sistema Verona nel momento in cui poi si è ceduto a Save. Allora è mancato il sistema Verona, diciamo che il sistema Verona è stato servile ad altri sistemi più che mancato, perché ha fatto uno sforzo enorme per essere servile al sistema Venezia. Da una parte c'era il conflitto tra Milano e Venezia, però andava fatto, invece bisognava avere il coraggio di andare sul mercato, mettere sul mercato, preparare un piano ambizioso. Io sono convinto, come è successo in altri aeroporti minori in Europa, che ci sono gli investitori stranieri che hanno interesse a fare il punto d'ingresso per l'Italia a Verona, perché bene o male l'utenza è giustificato un aeroporto qui, ma non è possibile che Treviso abbia raggiunto i stessi numeri di Verona. Non è possibile questo con un aeroporto a 3 km di pochi chilometri di distanza. A proposito di questo, Valdegamberi, perché il tempo purtroppo scorre veloce, avete lanciato una proposta, un asse Brennero-Verona-Trento. Qui vediamo dal sito daily.it: infrastrutture, traffico merci, aeroporto, mobilità, turismo, aggregazioni energetiche sostenibili. Con Vale Verona, l'associazione di cui è presidente, e l'istituto Milton Friedman, il focus sulle priorità per lo sviluppo dell'asse appunto appena citato. Questo è un convegno del 10 ottobre, 9 ottobre scorso, insomma, in cui avete cercato di dare un'alternativa, no? Allora, io credo che dobbiamo rompere l'isolamento. Verona è stata si è chiusa, è isolata, di fatto oggi è isolata. C'è anche una scarsa capacità di prendere iniziative, di diventare motore che attrae investimenti, che attrae gli altri, ma siamo sempre a ricarico, a rincorsa degli altri. Questo succede da diversi anni, tant'è che abbiamo perso nel piano finanziario, abbiamo perso tanti gioielli di questa città, ma l'abbiamo perso nell'infrastruttura, pur avendo la grande fortuna di essere comunque una città che vive di rendita di posizione, perché è baricentrica a 2 corridoi europei. Ma siamo fortunati, ma la fortuna non dura in eterno. È chiaro che oggi il fatto di fare un asse con Trento Bolzano, ma anche con Mantova, con Vicenza e con le altre realtà attorno a noi, è fondamentale cominciare a lavorare insieme. Lo stesso, questo riguarda sia l'aeroporto, ma riguarda anche le utilities pubbliche. Il fatto di GSM per poco non veniva sottratta da 2A e da Milano e da Brescia con nulla, pagando nulla tra l'altro. L'operazione per fortuna l'abbiamo bloccata, ma oggi occorre non fermarsi all'aggregazione con Vicenza, occorre aggregarsi a Trento Bolzano, dove ci sono 2 società sane e forti, fare asse comune, portare un fatturato che comincia a avvicinarsi a quello di A2A e cominciare a essere noi motore di attrazione di altre esperienze verso Verona e verso questo asse, e non semplicemente essere disgregati ed essere portati via a costo zero dagli altri. Questi 2 operatori, mi sembra di capire, siano Dolomiti Energia e Alperia, che sono i 2. Certamente, ma per fare questo occorre prima di tutto un'unità di intenti politica tra i territori, ma non basta la politica, occorre anche il mondo imprenditoriale che cominci a darsi una svegliata e non semplicemente a mettere freno, perché se guardiamo le operazioni fatte a Verona negli ultimi 15 anni, sono operazioni dove il mondo imprenditoriale ha avuto una grande responsabilità. Le camere di commercio che rappresentano gli imprenditori hanno avuto la Confindustria, le diverse associazioni, non dico tutte, ma veramente si sono dimostrati servili agli interessi di bottega delle loro organizzazioni a livello nazionale e non agli interessi della città. E quindi è ora che si faccia da parte, che certi personaggi che non si facciano da parte, non possono venire ogni volta a raccontarci qui le solite storielle, siamo bravi di cosa. I numeri parlano e quindi ecco, io credo che gli imprenditori stessi, che poi pagano la quota associativa della Camera di Commercio, devono cominciare a interrogarsi, non possono andare per l'acclamazione a farsi prendere in giro ogni volta.
Ecco, io l'appello che faccio è che Verona deve essere unita e guardare a se stessa. Abbiamo veramente grandi potenzialità, ma grandissime potenzialità. Occorre però avere la consapevolezza che dobbiamo essere protagonisti del nostro territorio, non semplicemente comparse a vantaggio degli altri. E l'incontro che avete fatto appunto è una era un primo approccio. E su questo c'è Trento e Bolzano, perché anche loro hanno bisogno di fare asse con Verona, si rendono conto che loro non possono sempre essere rinchiusi in mezzo alle valli, anche perché prima conquistano noi, poi arrivano anche da loro, e quindi occorre veramente aumentare, intavolare dei dialoghi sempre più stretti con queste amministrazioni e con il mondo imprenditoriale lungo le valli, e poi allargarsi nella pianura, perché Verona, per far valere ciò che Verona di fatto è un baricentro e quindi non possiamo, ripeto, pensare di vivere sempre di rendita di posizione, perché ormai il mondo si sta organizzando, gli altri stanno correndo, abbiamo visto le cifre sugli aeroporti come stanno crescendo e noi siamo al palo, siamo fermi. E ci sarà qualcuno responsabile di questo o è sempre colpa degli altri? Valdegamberi, lei è sempre così forte, perché dice insomma le cose che pensa, e quindi ha espresso anche in questa occasione una posizione chiara. La ringraziamo per essere stato con noi questa sera, per aver partecipato al dibadio economico. Io ringrazio voi politico. Perché siete una delle poche voci libere che c'è in questa città, quindi almeno date la possibilità. Io anzi invito anche i radioascoltatori e anche chi vi segue sui vari social media e anche nella stampa, insomma, che io lo dico francamente, che è una delle poche voci che ascolta tutti, dice l'opinione di tutti. Insomma, è una città dove purtroppo, se faccio un comunicato per dire certe cose, il giorno dopo mi capita la smentita, ancora prima, no, non la smentita, ma nemmeno viene preso il comunicato, ma si trovano pagine intere che dicono l'esatto contrario e continuiamo avanti con le bugie, fintanto che per poi lamentarsi che ma a Verona andiamo sempre peggio. Ci sarà un motivo, ci sarà, e ognuno deve mettersi la mano sulla coscienza, e io faccio appello agli imprenditori, che abbiamo bravi imprenditori: aprite gli occhi, guardate chi delegate, cominciate a guardare le vostre associazioni, se veramente lavorano nel vostro interesse o se lavorano nell'interesse di qualcun altro. Insomma dai, noi ci portiamo a casa i complimenti, non concordati, assolutamente. No, assolutamente, perché io sono l'unico in pane, vino e vino, non faccio complimenti facilmente a nessuno. Grazie consigliere Valdegamberi. Verona Economia questa sera termina qui, noi ci vediamo domani alla solita ora, grazie.